Questo servizio è offerto da FDL Studio, soluzioni web per la tua azienda. Nella cornice di Piazza Vittorio Emanuele II a Montagnana, il 25 aprile sono state annunciate le 15 nuove proposte che quest'estate parteciperanno al Tour di Festival Show 2010, la manifestazione canora organizzata da Radio Birichina e Radio Belle Monella. Erano arrivati in 400 da tutta Italia con un sogno in tasca, ma soltanto 15 giovani talentuosi hanno potuto calcare il palcoscenico al termine di una lunga fase di selezioni a cui è intervenuta anche Mara Maionchi. Abbiamo vissuto 4 giornate veramente importanti e i giovani venuti un po' da tutta Italia, dal sud, dal centro, dal nord, hanno fatto pulsare veramente Montagnana per queste 4 giornate. Io ho assistito a tutte e 4 le giornate, comunque c'è stato un livello medio-alto fra tutti i partecipanti, pertanto la giuria è stata sicuramente in difficoltà a individuare negli ultimi 40 questi 15 ragazzi. 400 iscritti da tutta Italia per Festival Show 2010 e questa sera abbiamo annunciato, proclamato e fatto esibire live in piazza, in questa splendida cornice di Piazza Vittorio Emanuele II, i 15 vincitori di queste selezioni. Ospite e madrina della serata è stata Luce Caponegro, che non ha nascosto il suo apprezzamento per Montagnana. Io venivo e sono venuta in macchina e quindi vedevo tutta questa campagna e dicevo cioè, mi sono persa, dove vado? Non c'è niente. E a un certo punto arrivi in un paese da fiaba, bello. I 15 giovani che si esibiranno nel tour estivo di Festival Show sono Dave, Hermes Nizzardo, Frank Harper, Marco Simoni, Deborah Vezzani, Elodea, Claudia, Michela Bosio, Nausicaa, Ramona De Maio, i Carboidrati, i J. Gray, i Midnight, i Sismica e i South Punk. La prima finalista di questa serata, che emozione è stata? Parlo del mio viso, quindi verissima emozione. Te l'aspettavi? No. È una grande emozione, veramente. Studio canto da 3 anni e sì, ho fatto qualche serata, qualche concerto da 3 anni a questa parte, sì. Sei giovanissimo però. Sì, ho 19 anni. La speranza è che la serata del 25 aprile possa essere replicata di nuovo durante l'estate, con Montagnana tappa ufficiale del Festival Show.